Accademia Tiepolo, inaugurazione dell'anno accademico e siamo insieme con il direttore, il professor Fausto De Ganutti. Un'accademia in una città come Udine, città di spessore dal punto di vista artistico, storico, continua a svolgere un ruolo significativo, importante, fondamentale. Beh, indubbiamente sì. Udine, per quanto riguarda soprattutto il reparto delle esposizioni, è ancora un po' carente perché non abbiamo spazi per poterlo fare. Speriamo che prima o dopo si trovino questi spazi. Ormai sono molti anni che io sto chiedendo al pubblico, no? Perché sono proprietari di molte strutture che ormai sono inutilizzate da decine di anni, come le caserme, in modo tale da poter fare all'interno uno spazio dove i ragazzi possono trovare uno spazio di confronto sia con loro stessi ma anche con gli altri, e dove possono in qualche maniera anche far vedere i lavori che fanno, perché se uno continua a fare i quadri, continua a fare le sculture e poi nessuno le vede, è un lavoro inutile. E pertanto Udine manca di questo. In tutte le città dove c'è un'accademia, i comuni o le province o le regioni hanno dato degli spazi tipo vecchi capannoni, vecchie caserme, dove questi ragazzi si autogestiscono. E pertanto, a pochi spazi da qui c'è il distretto militare, un'area che è completamente inutilizzata in questo momento. Veramente quella cosa lì noi l'abbiamo chiesto ancora 6-7 anni fa, poi non hanno mai trovato una soluzione, ma per noi sarebbe stata una cosa, anche perché per Udine sarebbe stata una riqualificazione di un'area molto vasta e che poteva essere anche da un punto di vista logistico, soprattutto per i parcheggi, una cosa molto buona. Noi avevamo fatto anche un progetto, però non siamo stati ascoltati, pertanto speriamo in futuro qualcuno ci venga in aiuto. Insomma. Quanti studenti avete? Adesso abbiamo 1.000.000 di studenti, siamo partiti con una cinquantina, le prospettive di ampliamento sono forti, ma se non abbiamo gli spazi non sappiamo dove metterli, e pertanto è inutile dire che fra 3 anni ne abbiamo 2.000, perché 2.000 non sapremo dove metterli. Insomma, questo è il grande problema. Qual è, secondo il suo punto di vista, l'atteggiamento che una scuola, che un'istituzione come la vostra potrebbe avere non soltanto col Comune di Udine ma anche con la Regione? Allora, la Regione, per dire la verità, ci ha dato un grosso aiuto, perché qui dove siamo in questo momento la Regione ci ha dato questi spazi che sono spazi per noi vitali. E siamo in via Ungheria, Udine. Sì, di fronte dalla nostra sede. Questi sono spazi che per noi, dove noi abbiamo inserito gli uffici, c'è questo teatro molto bello. Peccato. Quindi la Regione dà già una risposta. Sì, noi abbiamo avuto come primo passo dall'Ardis, e poi la Regione ha confermato questa assegnazione, anche se ci sono state delle forze politiche che non hanno visto di buon occhio questa assegnazione. Perché? Perché hanno detto che con il privato il pubblico non può lavorare. Questa però è una concezione molto obsoleta del mondo della scuola e della cultura. Ma d'altronde questa è l'Italia. Questa è l'Italia, non puoi neanche andare a controbattere questo tipo di idee, perché se non capiscono, perché ormai ci sono in molti che piuttosto di far crescere un quartiere, una città, preferiscono che crolli tutto, pur di non vedere, di dare soddisfazione a qualcuno di lavorare bene. Questo è un grande problema. Ma se questo accade in Regione, che comunque una risposta c'è stata, il Comune di Udine invece quale atteggiamento ha e qual è la vostra disposizione nei confronti di questa amministrazione? Ma sul Comune di Udine, francamente, noi col Comune di Udine abbiamo fatto delle cose, abbiamo in previsione di farne delle altre,
speriamo di trovare un aggancio, anche perché loro hanno delle problematiche di spazi come le abbiamo noi, perché a Udine tu sai benissimo che non c'è uno spazio espositivo che merita questo nome, perché tranne il Casa Cavazzini non abbiamo più niente, abbiamo qualcosa di privato. Adesso hanno aperto il foyer del teatro e sembra che abbiamo aperto il MoMA, no? Ma così non funziona, insomma. Se tu vuoi fare delle mostre di un certo peso e di un certo rilievo, devi avere gli spazi giusti per poterlo fare. Intanto facciamo crescere i ragazzi. Beh, questa è la cosa importante. Il problema è che se non trovano spazi qui per lavorare vanno via e non è il lavoro che noi vogliamo fare, perché noi vorremmo che i ragazzi, non dico tutti, ma la gran parte restassero qui, perché se tu non lavori per dare le conoscenze e capacità al territorio dove vivi, per cosa lavori a fare? Questo è. Direttore, buon lavoro, buon anno. Ciao.